bimbo veneto trapiantato dopo una leucemia, costretto a stare a casa da scuola perché in classe ci sono compagni non vaccinati. La storia raccontata su Facebook da una dottoressa trevigiana. Medici aggrediti verbalmente ma anche fisicamente dopo l'allarme lanciato dall'ULSS 2 Marca Trevigiana. Interviene anche l'Ordine dei Medici che parla di situazione allarmante. Il sindaco di Treviso Conte, presidente della provincia, il numero 1 di Sant'Artemio, segretario provinciale. Grandi manovre nella Lega mentre sono ancora scintille tra Gentilini e Coin. La coraggiosa denuncia di una madre trevigiana ha permesso l'arresto di un pusher che dopo aver venduto la droga al figlio minorenne lo ossessionava con richieste di denaro. Aveva accoltellato un connazionale durante una festa, poi era fuggito nel suo paese d'origine, tornato in Italia e è stato arrestato per tentato omicidio. In manette un domestico cingalese. Aperture domenicali dei negozi, la stretta del governo soddisfa la CGIL che rilancia ora regolamentare anche il commercio online e tutelare i piccoli negozi. Domani anche nella Marca avvio ufficiale al nuovo anno scolastico, l'azienda di trasporto mette in campo 25 nuovi scuolabus ma lancia l'allarme, mancano autisti. Buonasera e ben ritrovati in diretta con l'informazione di Antena 3, questo è il telegiornale di Treviso. Dunque grande attesa per la giornata di domani, anche ansia per molti ragazzi, ricomincia la scuola, un ritorno in classe con il tema vaccinazioni come sempre in primo piano. Ormai in Veneto ci sarà un bimbo trapiantato dopo una leucemia che rischia di stare a casa perché in classe ci sono alcuni compagni non vaccinati. La storia raccontata da una dottoressa di Castelfranco ai nostri microfoni. Uno sfogo scritto con il cuore che in pochi minuti ha ricevuto decine di condivisioni. Quello della dottoressa Oriana Maschio, medico di base a Castelfranco. Su Facebook ha raccontato del dialogo avuto con una collega pediatra che l'ha aggiornata sulle condizioni di un bimbo di cui avevano parlato un anno prima, a cui era stata diagnosticata una forma grave di leucemia. Oggi il piccolo di una provincia veneta sta bene grazie ad un trapianto di midollo, ma al sollievo per un futuro più roseo si contrappone l'amarezza. C'era un dato molto che mi ha turbato, il fatto che dovrà entrare a scuola e la sua classe ha 5 bambini non vaccinati. Nel post la dottoressa Maschio spiega che il bimbo, vivendo in un piccolo paesino, non ha alternative. Pensare a un bambino che supera una cosa così drammatica, se alla fragilità si accompagna anche la necessità di cambiare classe o di cambiare paese, addirittura di andare in un paese limitrofo. Troppo spesso, spiega la dottoressa Maschio, sul web appaiono informazioni che vengono lasciate al giudizio della popolazione inerme di fronte a certi argomenti, infangando, aggiunge, la scienza. Noi diamo il nostro lavoro per cercare di tutelare i minori, gli ammalati, e ci basiamo sulla scienza, non ci basiamo su fedi, chiacchiere, e la scienza si rivisita di continuo perché si interroga. Io ho visto morire di tetano una donna moltissimi anni fa, quando ero laureata qualche anno, con le donne anziane che non avevano avuto il vaccino. Sono cose che ti segnano, come ti segnano le mamme che oggi sono morte, che ti hanno raccontato, anziane, di avere portato i loro bambini in ospedale con la difterite e non averli più visti. Come medico io sento questo dovere. Di fronte ad una giungla di informazioni, fare cultura è il compito del mondo scientifico, conclude Oriana Maschio. Bisogna far cultura, bisogna avere coraggio di dire le cose e non ci si mette a scontrarsi su un piano dove si scontra come su un'arena, su argomenti che sono scientifici. Dobbiamo andare dagli epidemiologi. Io sono un medico che lavora sulle linee guida, non me le invento le linee guida, ed è questo il problema. Noi crediamo di poter inventare la scienza non si inventa, non è democratica, non è fatta di like. E poi c'è quell'allarme che francamente è difficile da immaginare, le oltre 300 segnalazioni ogni anno, così come ha detto il direttore Benazzi, di aggressioni nei confronti dei medici. È certo che a segnalare saranno i medici per le situazioni più gravi, quindi immaginate quante non vengono raccontate. Questo allarme è ripreso anche dal presidente dell'Ordine dei Medici di Treviso, che dice: dottori stanno pagando sulla loro pelle la difficile situazione in cui versa il sistema sanitario nazionale.
Aggressioni verbali ma anche fisiche. Sempre più spesso i medici e gli operatori sanitari si trovano a dover fare i conti con situazioni di estrema difficoltà. Il personale non ha particolari protezioni nell'esercizio delle proprie funzioni, un fenomeno in continua crescita, a dirlo è il presidente dell'Ordine dei Medici di Treviso, Luigino Guarini. Dalla prima aggressione di cui ho memoria, che fu un fatto di cronaca, l'omicidio della collega Paola Labriola mi pare settembre del 2013, sono passati 5 anni, gli episodi di violenza su operatori sanitari e in particolare contro i medici sono aumentati, diciamo. L'allarme lanciato ieri dall'ULSE 2 Marca Trevigiana, il direttore generale Francesco Benazzi aveva parlato di 300 segnalazioni di aggressioni nel 2017 ai danni del personale da parte di pazienti e familiari. Siamo preoccupati, spiega Guarini, ci vogliono interventi per tutelare chi lavora nell'ambito sanitario. Sarebbe auspicabile ripristinare le postazioni di polizia, diciamo, delle forze dell'ordine all'interno dei pronto soccorso, degli ospedali, ecco. Fondamentale comunque sarebbe cambiare la legge. Mi risulta e la Federazione Nazionale sta seguendo con particolare attenzione l'iter di 2 progetti di legge che vanno a proporre l'inasprimento delle pene in caso di aggressione contro un operatore sanitario, considerandola come un aggravante, perché viene equiparata la figura dell'operatore sanitario a quella di un pubblico ufficiale. Ad essere più a rischio sono i camici bianchi della Guardia Medica, più isolati. La videosorveglianza può essere indubbiamente quindi apparecchiature di videosorveglianza possono essere sicuramente un aiuto. Diciamo che ovviamente come sempre i conti devono essere fatti con la disponibilità di mezzi, nel senso che purtroppo i medici e gli operatori sanitari stanno pagando sulla propria pelle la difficile situazione in cui versa il nostro Servizio Sanitario Nazionale. Importante sarebbe anche educare i cittadini al rispetto di chi lavora. Uno slogan sembra banale ma non lo è, il nemico è la malattia e non il medico. Il 13 settembre sarà la giornata nazionale contro la violenza sugli operatori sanitari. Istante alla notizia di apertura, quel bimbo trapiantato, come sapete, per aver contratto la leucemia e quindi in difficoltà adesso a frequentare l'anno scolastico perché nella sua classe ci sono bimbi non vaccinati. Interviene su questo l'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzan. Esiste per questo bimbo il diritto di andare a scuola e a frequentarla come tutti i suoi coetanei, non solo quello di alcuni genitori di non vaccinare i propri figli, afferma. Si sta impedendo a questo ragazzo forte e determinato al punto di sconfiggere una malattia bruttissima come la leucemia di tornare nella sua scuola in funzione di una libertà che condanna gli immunodepressi ad una vera e propria prigione. Spero in un ripensamento della norma a livello nazionale, conclude l'assessore, che tenga conto anche di questi casi, perché la libertà del singolo non può precludere quella degli altri. E ora siamo alla politica. Da pochi minuti è iniziato l'incontro con il Premier Conte a Roma per discutere del bando periferie e non solo. Lì c'è il sindaco di Treviso Mario Conte, ma ci sono grandi manovre sul fronte della politica e in Casalega, con il rinnovo della segreteria provinciale ancora commissariata, malgrado la primavera prossima si voti in oltre metà dei comuni della Marca. Sentiamo le novità. La segreteria provinciale della Lega al sindaco di Castelfranco Veneto Stefano Marcon, che lascerebbe così la fascia di presidente della provincia al primo cittadino del comune capoluogo, Mario Conte, come già accade in altre realtà venete. Uno scenario del tutto privo di sostanza, secondo le reazioni ufficiali, decisamente concreto stando a quelle ufficiose. In autunno l'ente di Sant'Artemio andrà al rinnovo del Consiglio, la doppia soluzione per provincia e segreteria, commissariata dopo l'elezione di Dimitri Coina deputato, appare pressoché scontata. Conte si schernisce. Credo che sia ancora tutto assolutamente prematuro. Oggi abbiamo un grandissimo presidente della provincia, Stefano Marcon, e andiamo avanti così. Poi se qualcuno mi chiederà la disponibilità faremo tutte le valutazioni del caso. In questo momento abbiamo Stefano Marcon presidente e va benissimo così. Marcon va al sodo. Se la Lega lo vorrà segretario non si tirerà indietro, fatto salvo rinunciare a una delle 3 cariche.
Io sono sempre a disposizione del partito, sempre a disposizione dei militanti, sono loro che decideranno che cosa è più opportuno per la provincia di Treviso. Ricopro i ruoli che ricopro sempre con somma gioia e cerco di dedicarmi al massimo e sono a disposizione di eventuali chiamate. Credo vi sia qualche quadratura da trovarvi, perché ho sempre detto insomma che un paio di impegni, questi 2 sono già piuttosto importanti, 3 a mio modo di vedere non si riesce a dare il meglio oppure a soddisfare i bisogni che arrivano, quindi vedremo cosa succederà. Come si vedrebbe da segretario politico della Lega trevigiana? Mi vedrei come un segretario che ha di fronte delle sfide da portare avanti, i 52 comuni che vanno al voto, le elezioni europee, mi vedrei come tutti i segretari della Lega vicino al territorio portando avanti gli indirizzi che il nostro movimento proclama, promuove da sempre. Qualcosa in particolare? No, non mi faccia dire cose da segretario perché non sono segretario e non è detto che ciò accada. Io ripeto, 2 ruoli li porto avanti, se serve ci sono. Straordinaria la nostra Lina Paronetto, che ha cercato comunque di carpire qualche anticipazione, ma è bufera dopo le dichiarazioni di Giancarlo Gentilini ai microfoni di Antena 3, quell'appello tra le altre cose a tutti gli eletti della Lega perché lasciano larga quota del proprio stipendio al partito in modo da recuperare anche quei 49 milioni di cui tanto si parla. Ieri prima puntata di Ring, subito con i fuochi d'artificio, nelle parole dell'onorevole Coin, già segretario appunto della Lega a Treviso, che replica Gentilini. Gli servono le armi, gli serve l'esercito, gli serve una strategia di battaglia, gli serve un campo di battaglia, gli serve un nemico, gli serve tutto. Chi ha gestito la Lega ha sempre raccolto i fondi da destinare alla Lega. Vorrei sapere Giancarlo Gentilini nella sua storia quante erogazioni volontarie ha contribuito per il vil denaro, no? Sbaglia, è ingeneroso quando dice queste cose. Sbaglia completamente, 5.000 euro ai parlamentari, ma anche 4 che ne restassero. Me ne restano ancora di più di quelli che mi restano in realtà. Non ha nemmeno la consapevolezza della quantificazione economica. Ecco perché dico, perché non intervistate? Beh, insomma, ho capito, insomma, ma se ogni volta, ma poi lo intervistate, poi venite a chiedere a me di commentare un'intervista che non sta da nessuna parte. No, lei è libero però, onorevole, di dire non replico, nel senso, no, però no, è vero bisogna replicare, come Gobbo, altri hanno intervistato Gobbo. Bisogna replicare perché c'è di fondo un'inesattezza che non è quella economica, perché i parlamentari, i consiglieri regionali possono restare anche con 2.000 euro al mese, ma l'ingenerosità è nei confronti del partito. E ora la coraggiosa denuncia di una madre trevigiana che ha permesso l'arresto di un pusher che dopo aver venduto la droga al figlio minorenne lo ossessionava con continue richieste di denaro. Spaccio ed estorsione. È costata l'arresto a un 33enne di origini slovene residente a Treviso la denuncia di una madre che ha scoperto che il figlio minorenne aveva comprato da uno spacciatore mezzo chilo di marijuana, stupefacente che non aveva del tutto pagato, e per questo il ragazzo era diventato bersaglio di continue minacce e pressioni da parte del 33enne. Non solo lui, ma l'intera famiglia, che prima di decidersi a denunciare il malvivente ha dovuto affrontare un vero e proprio calvario. Intimidazioni telefoniche e via SMS a madre e figlio, con la minaccia che in caso il debito non fosse stato saldato entrambi sarebbero andati incontro a gravi conseguenze, finché la donna nel maggio scorso non si è decisa a raccontare tutto ai carabinieri. Un atto coraggioso che ha permesso ai militari dell'Arma di Treviso di avviare le indagini e di ottenere dal GIP, grazie alle prove raccolte, un'ordinanza di custodia cautelare a carico dello sloveno, con diversi precedenti di polizia alle spalle, eseguita ieri sera. Il 33enne è stato posto ai domiciliari e ora dovrà rispondere, come detto, di spaccio di droga ed estorsione. Attimi di paura questa mattina per un automobilista la cui auto ha preso fuoco. Erano circa le 10:20 quando la donna al volante della sua vettura alimentata a GPL mentre percorreva via Cesare Battisti a Conegliano si è resa conto che il mezzo stava andando a fuoco. È riuscita ad accostare e a scendere dall'auto prima che le fiamme avvolgessero la vettura. Sul posto sono intervenuti velocemente i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio, illesa la donna.
Aveva accoltellato un connazionale durante una festa, poi era fuggito nel suo paese d'origine. Quando è tornato in Italia è stato arrestato per tentato omicidio in manette un domestico cingalese. Era fuggito nel suo paese d'origine, ma ieri è tornato. Per lui sono scattate le manette per lesioni gravi e tentato omicidio. L'uomo, 42 anni, cingalese di professione domestico, aveva accoltellato un connazionale durante una festa in un'abitazione presa in affitto a Preganziol. La lite, scaturita per futili motivi, è avvenuta il 3 luglio. La vittima, un 37enne, è stato colpito più volte al torace con un coltello da cucina reperito sul posto. L'uomo è stato poi trasportato d'urgenza in ospedale in condizioni critiche. L'aggressore invece si era reso irreperibile, fuggendo nel suo paese. Ieri è tornato in Italia, è atterrato all'aeroporto di Venezia ed è stato subito arrestato dai carabinieri in collaborazione con il personale della Polaria e tradotto in carcere in attesa dell'interrogatorio di garanzia. La vittima, dopo un primo ricovero d'urgenza in prognosi riservata, era stata operata per tamponare la ferita che avrebbe potuto avere esiti mortali. Adesso si trova fuori pericolo. Torniamo adesso a parlare delle aperture domenicali dopo l'ultima proposta, che è quella di ieri del ministro e vice premier Luigi Di Maio, una sorta di apertura a turnazione. Piace questa idea al sindacato? Apriamo, ma apriamo tenendo in considerazione sia la questione turistica, o meglio i centri turistici che sicuramente hanno delle necessità specifiche, ma non tutte quante le attività a 360 gradi, cioè dobbiamo analizzare quali possono essere aperti e naturalmente quelli che invece non possono tenere chiuso. Regolarizzare le aperture domenicali e festive tenendo conto dei diversi aspetti. La CGIL plaude la proposta del governo di mettere mano alla legge che regolamenta gli orari degli esercizi commerciali. Siamo sempre stati favorevoli alla questione della chiusura delle attività commerciali nei giorni della domenica e festivo naturalmente. La questione noi la stiamo portando avanti non da ieri ma dal 1998. Nel 98, quando la legge Bersani diede il via alle liberalizzazioni, poi nel 2002 la riforma delle regioni, fino al 2011 con la completa liberalizzazione non solo delle aperture ma anche degli orari. Il sindacato dunque da anni che porta avanti le sue battaglie, con Confesercenti aveva presentato una legge di iniziativa popolare, senza dimenticare le campagne nazionali, fino ad arrivare a questi ultimi mesi. Abbiamo chiesto un incontro con il premier appunto Di Maio, proprio a luglio 2018 a livello nazionale, per sensibilizzare, perché abbiamo visto appunto un governo sensibile rispetto a questa materia e conseguentemente per poter aprire un dibattito, una discussione in merito alle chiusure dei festivi, dei domenicali. CGIL che chiede una regolamentazione anche dell'e-commerce e una tutela dei negozi di prossimità. Realtà queste, spiega Nadia Carniato, in difficoltà per la grande distribuzione, il cui incremento è stato favorito proprio dalle liberalizzazioni. Abbiamo bisogno di dare servizio anche più vicino ai lavoratori e ai pensionati, quindi pensiamo che anche l'attività di piccolo commercio sia fondamentale. Pochi istanti e poi torniamo a parlare di scuola, trasporti e consigli. A tra poco. Torniamo in diretta al telegiornale di Treviso, primo giorno di scuola domani anche per 25 nuovi scuolabus. Trasporto scolastico, MOM si presenta all'appuntamento con il ritorno in classe con l'acquisto di 25 nuovi scuolabus destinati a bambini e ragazzi di materne, elementari e medie. 83 i mezzi complessivamente in campo nei 19 comuni in cui l'azienda svolge il servizio, Treviso e la sua cintura urbana e la Castellana. Pronti ad affrontare uno dei periodi più caldi dell'anno, dice il presidente Colladon. Sappiamo benissimo che l'inizio delle scuole è particolare, è fatto fisiologico, ovviamente per difficoltà anche organizzativa delle scuole, talvolta abbiamo delle uscite anticipate o posticipate, quindi però noi siamo pronti e cercheremo di avere anche dei mezzi di riserva per poter sopperire a queste difficoltà. Eccoli qui 25 scuolabus, tutti Euro 6 e ad elevata tecnologia. Un investimento di 2.300.000 euro per questi 25 nuovi autobus che sono molto ricche di dotazione, soprattutto dal punto di vista della sicurezza. Infatti abbiamo voluto fermamente anche tutti questi sistemi di autobraking, cioè di frenata in caso di ostacolo davanti al mezzo, proprio per garantire questi giovani clienti che noi andremo a portare a bordo, al di là delle sicurezze interne e del comfort che v'è a bordo.
Mezzi che non sfuggono mai al controllo di MOM attraverso un sistema elettronico di tracciatura. O dalla sala controllo esercizio, ma abbiamo creato anche un'unità apposta che vada a controllare e a monitorare sempre la nostra flotta, perché stiamo trasportando clientela piuttosto privilegiata, una clientela dedicata. Operativo l'hub ormai consolidato alla Madonnina, che evita di transitare in città ai ragazzi che devono raggiungere le scuole superiori di Viale Europa, mentre il 25 settembre la dirigenza MOM si confronterà a Venezia con Regione, RFI e Trenitalia per trasformare in punto di scambio treno gomma la stazioncina di Santi 40. E a margine di questa presentazione proprio il numero 1 di MOM Colladona ha lanciato un allarme: mancano autisti, quindi l'appello alle istituzioni. Visto la carenza di autisti, dalla mattina alle 6 alle 8 sono disponibili a fare l'autista di MOM. Il presidente della provincia, Stefano Marcon, sdrammatizza, ma il problema c'è ed è serio. Mancano autisti per i mezzi pubblici, reperirne è sempre più complicato e le aziende sono in serie difficoltà. Noi abbiamo un turnover che è dato dall'età. L'anno scorso abbiamo avuto un'uscita di circa 25 persone. Abbiamo passato 35 autisti da part-time a full-time, abbiamo assunto da poco altri 21, stiamo assumendo, però i concorsi che abbiamo fatto di recente, le graduatorie sono esaurite e quindi in questo momento abbiamo qualche difficoltà a trovare e a reperire gli autisti per i nostri servizi. Il fatto è che diventare autista di un mezzo pubblico è molto costoso. Una volta per avere la patente bastava qualche centinaio di euro, adesso per avere il CQC, avere la si arriva anche a costi che arrivano a 3.000 euro, da quello che ho capito, quindi un giovane per sopportare un costo di questo tipo non è semplice. Di contro il numero necessario di conducenti è considerevole, paradossale che non si riesca a far combaciare le esigenze delle aziende con quelle di chi, soprattutto tra i giovani, cerca lavoro. Nel nostro territorio MOM ha circa 450 autisti, con gli scolastici arriviamo anche a 500. Diciamo che anche Contarina ha un problema simile al nostro, che è quello di avere degli autisti con patenti particolari. Non sarebbe male, ma un messaggio io ho già inviato anche a Contarina, che potessimo essere dei promotori di corsi particolari o di aiuto ai giovani per creare una scuola di autisti giovani che possono servire sul territorio. Da qui la richiesta, sorta spontanea proprio a Marcon, di fare da regista del nuovo percorso da intraprendere. La situazione non sta più coinvolge Contarina piuttosto che MOM, piuttosto che privati, per fare qualcosa di positivo, una scuola o dei corsi particolari che aiuta i giovani. Ci sono. Ora vi raccontiamo come riscoprire il valore sociale ma anche terapeutico della vendemmia con un'iniziativa del prossimo weekend. Con tutto il bene e il male che si può dire del vino e dei moniti legati al suo consumo, che deve essere moderato, responsabile e via dicendo, bisogna ammettere che certi brindisi non possono far altro che bene, risultando salutari e perfino terapeutici. Come questo a preannunciare l'imminente vendemmia Social E in programma nel prossimo fine settimana tra i vigneti di Monfumo e San Polo di Piave, che vedrà partecipi alcuni malati oncologici, sotto terapia o già guariti, i loro familiari e gli operatori sanitari, in una iniziativa unica del genere che riscopre il valore sociale del momento forse più rappresentativo e carico di significato legato al mondo del vino, la vendemmia. È un momento di incontro, difatti per niente si chiama vendemmia sociale e fa bene ai nostri malati che si trovano in un contesto di bellezza naturale. Noi sappiamo che introdurre elementi di leggerezza nella vita di queste persone è estremamente importante. Chiaramente bere fa bene in modo responsabile, questo non serve che lo dica io, ma il valore aggiunto per noi è proprio questo, mettersi insieme, questo dare opportunità alle persone di vivere esperienze di comunità così importanti e così belle. Il tutto grazie all'incontro tra ULSS 2 Trevigiana, Fondazione Altre Parole Onlus, Coldiretti Treviso e 2 aziende vinicole trevigiane. Vendemmia sociale dunque, ma anche, per stare al passo coi tempi, social. Avremo la presenza di un gruppo di Instagrammer sia stranieri che italiani e quindi in qualche modo anche questa vendemmia sociale sarà una vendemmia social, quindi con una condivisione. Un motivo in più per aiutare chi sicuramente ha avuto delle situazioni difficili a casa, sia personalmente che magari coinvolgendo tutta la famiglia.
e quindi dal mio punto di vista è proprio l'unione delle forze. Una partita di calcio per ricordare Giuseppe, ragazzo che ha perso la vita sulla Jesolana. Sul campo da calcio i suoi amici con l'associazione Magistrati di Venezia e Treviso. Giuseppe è un ragazzo di 20 anni, è un ragazzo pieno di vita, di obiettivi, di voglia di ricercare, di voglia di andare oltre. È un ragazzo che ha studiato all'università, aveva cominciato questo suo percorso, un ragazzo che è cresciuto nel mondo dello sport e che aveva comunque questa attenzione verso il sociale, in mille modi. A cominciare dalle cose più semplici fino ad arrivare a qualcosa di più strutturato che in qualche modo noi stiamo continuando in sua vece. Ne parla ancora il presente, la mamma di Giuseppe Mannuca, il ragazzo di 20 anni che ha perso la vita in un incidente lungo la Jesolana nell'ottobre 2013. Da allora la sua famiglia lo ricorda con un memorial e sabato pomeriggio sul campo da calcio di Forte Cosenza a Favaro si sono sfidati i suoi amici più cari e l'associazione Magistrati di Venezia e Treviso. È una manifestazione molto importante alla quale teniamo, che si rinnova e quindi un segno positivo è quello del ricordo, perché le persone che hanno ben lavorato e ben meritato giustamente vanno anche onorate. E in più è un'occasione per fare dello sport, noi poi con le squadre di ragazzini che ci sono, quindi questo all'interno di una società è certamente molto positivo. Una delle persone più belle che abbia conosciuto, una persona che metteva gli altri prima di se stesso e resterà sempre viva nei nostri cuori. Giuseppe era il fulcro del nostro gruppo. Giuseppe era un ragazzo speciale, per questo si prodigava per gli altri. Nell'ultimo anno della sua giovane vita Giuseppe ha incontrato Nausicaa nell'ambito della sua attività come istruttore di nuoto. Un incontro che è nato con mille perplessità da parte di Giuseppe, sicuramente non aveva strumenti adeguati per poter rivolgersi a ragazzi autistici, ma aveva il cuore, ecco, che lo portava avanti e in modo magico si è costituito un rapporto meraviglioso con Nausicaa. Nausicaa, a detta proprio dei suoi genitori, ha migliorato le sue capacità di relazione, ha migliorato la sua capacità di essere all'interno, di essere inserita all'interno della scuola. Da quando lui se n'è andato per Nausicaa non è più stato lo stesso, ma in virtù di quanto Giuseppe aveva fatto è nata una collaborazione con Città di Smeraldo che si occupa di studiare forme di vita autonome per i ragazzi autistici. È un progetto pilota che nasce appunto inizialmente con 4 ragazzi dai 17 anni ai 22, quest'anno si estenderà e si amplierà a 6, 5 maschi ed una femmina per la prima volta, che vede loro dal venerdì alla domenica con l'aiuto di 10 operatori offerti dalla cooperativa Ancora del Comune di Venezia, preparati ovviamente in ambito autistico, vede i nostri ragazzi iniziare un percorso verso l'autonomia. Resta il tempo di ricordarvi chi sono gli ospiti di 20 e 10, tra pochissimo, si parlerà di Incubo West Nile con il primario di microbiologia al Cafoncello di Treviso Roberto Rigoli e il farmacista Livio Patelli di Farmacie Unite. Poi nella nostra prima serata, oggi è martedì, c'è Diversamente Veneto. È tutto, grazie per averci seguito, ora le previsioni meteo, buona serata. Avacil Frutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, un nuovo mondo alimentare. Avacil di Breda, Treviso. Ben ritrovati al meteo. Anticiclone dominante sulle nostre regioni a garanzia di un'altra giornata decisamente soleggiata. Ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto ampio soleggiamento anche oggi un po' su tutti i settori di questa regione. Cielo sereno al massimo poco nuvoloso, con qualche foschia solamente nelle prime ore del mattino, in pianura. Diamo uno sguardo alle temperature. Le minime saranno comprese tra 16 e 20 gradi. I valori massimi risulteranno invece oscillanti tra 27 e 31 gradi. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Bellissima giornata di sole, anche quella odierna su questa regione. Il cielo si presenterà limpido ovunque, salvo per qualche foschia al primissimo mattino sulle pianure del Pordenonese. Per il resto, nulla di nuovo da segnalare. Vediamo le temperature. Le minime saranno comprese tra 17 e 19 gradi. I valori massimi risulteranno invece oscillanti tra 28 e 31 gradi.
Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Anche su quest'ultima regione il sole la farà da padrone per tutto l'arco della giornata. Cielo sereno ovunque, al massimo poco nuvoloso sui rilievi alpini di confine, soprattutto durante le ore pomeridiane, ma senza alcuna conseguenza. Diamo uno sguardo alle temperature. Le minime saranno intorno ai 15 gradi, un po' ovunque. I valori massimi risulteranno invece oscillanti tra 30 e 33 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Bacil Frutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, un nuovo mondo alimentare. Avacil di Breda, Treviso.